Presidente Pezzarini, da che numeri riparte il Presepio FVG La tradizione prende forma? Partiamo dal Giro Presepi che ormai è arrivato alla 19ª edizione, che è cresciuto di anno in anno. Anche quest'anno abbiamo dei numeri straordinari: 90 comuni, 167 siti presepiali censiti, con oltre 2000 opere esposte. Possiamo dire che la nostra regione è un unico presepio da Tarvisio a Trieste a Sacile. Credo che non ci sia località dove non ci venga esposto almeno una natività. Si possono trovare tutti i riferimenti sul sito www.presepi.fvg, dove ognuno può costruire il percorso che ritiene opportuno. C'è poi una stretta collaborazione con Promoturismo, dove sono stati individuati una ventina di presepi per portare visitatori che arrivano anche dall'estero, da fuori regione, nelle nostre località. Credo che questo sia anche un movimento turismo che noi abbiamo chiamato turismo presepiale, per portare alla scoperta dei nostri piccoli borghi ricchi di tradizioni, di cultura, e poi per degustare anche i prodotti tipici nelle nostre località. Un'altra iniziativa molto importante che ha avuto uno straordinario successo è il concorso nelle scuole materne dell'infanzia. Abbiamo costruito un progetto coinvolgendo un gruppo di insegnanti e hanno individuato il tema il Natale di pace, che è stato inserito nei percorsi ed con le altre materie che vengono insegnate nelle scuole materne ed elementari. 73 le scuole che hanno partecipato, un numero straordinario se pensiamo che l'ultimo dato antepandemia era di una cinquantina di scuole. Vuol dire che veramente questa iniziativa è stata accolta molto bene dalle scuole, e io ci tengo moltissimo a questo, per la collaborazione che c'è con le insegnanti, con le famiglie, per trasmettere alle nuove generazioni i valori che sono all'interno del messaggio di Natale. E poi, ultima iniziativa, il concorso fotografico con il giornale Il Messaggero Veneto, che è già partito da qualche giorno. Fotografa il presepe situato in Friuli Venezia Giulia, manda la fotografia al sito del Messaggero Veneto e saranno premiati ogni settimana 4 fotografie pubblicate sul giornale, e poi alla fine, dopo il 6 di gennaio, tutte le fotografie che hanno partecipato saranno valutate da una giuria di qualità. Viene valutata la fotografia, non il presepe.